È stato un incontro complicato perché la situazione della Costampress in questo momento sicuramente ci sta allertando. È un incontro che comunque ha avuto anche delle note positive perché ci sono degli interessamenti concreti che speriamo si manifestino anche in maniera ufficiale per far sì che ci sia la continuità dell'attività lavorativa dei lavoratori e delle lavoratrici. Presidio davanti alla sede di Veneto Lavoro a Mestre in concomitanza con l'incontro tra sindacati, regione e proprietà della Costampress di Gardigiano di Scorzè. Assenti i rappresentanti del fondo di investimento tedesco Accursia Capital che ha disatteso l'impegno di versare 150.000 euro entro lo scorso 13 aprile per sbloccare le manutenzioni degli impianti. Il fondo Accursia è un fondo inaffidabile, lo testimonia il fatto che tutti i lavoratori presenti oggi qua sono qui presenti perché l'insicurezza porterebbe a colpire un territorio che già è stato colpito in passato da altre chiusure e questi fondi non fanno altro che, speculando sulle aziende in crisi, a distruggere il tessuto sociale ed economico sia del nostro paese, ma come già sta accadendo in altre realtà anche in tutta Europa. Al presidio per portare il loro sostegno anche i colleghi dell'Aluminium Die Casting di Saonara nel Padovano e della Friul Press nel Pordenonese con cui condividono un destino simile. Queste aziende sono state acquisite prima dallo stesso fondo che sta conducendo a questa situazione drammatica Costampress e successivamente sono stati ceduti a una società immobiliare che non ha nulla a che vedere con la produzione e con l'industria. Quello a cui stiamo assistendo è un rischio di deindustrializzazione, di impoverimento del tessuto economico e sociale della nostra regione. L'azienda Friul Press di Pordenone, Sesto Reghena, ha avuto la sventura di incappare in Accursia. La loro fama era già arrivata a noi e quindi ci siamo mobilitati subito e abbiamo vissuto queste settimane in modo molto con preoccupazione, con tensione, eccetera. E alla fine abbiamo poi scoperto di essere stati ceduti successivamente a un'altra società che è una scatola vuota. L'unica prospettiva per evitare la liquidazione, ribadiscono i sindacati, è un compratore serio. Chi è interessato a una realtà che comunque ha la possibilità anche di continuare a lavorare perché gli ordini ci sono per coprire tutto quanto l'anno, si faccia avanti. Questa volta siano imprenditori seri e non gruppi che vengono qui nel territorio a speculare.